Insediamento oggi qui comincia l'attività ufficiale, il suo insediamento è avvenuto, è una bella affermazione. Sì, abbiamo avuto una bella affermazione, oggi siamo stati chiamati da Sua Eccellenza il Prefetto, ci ha fatto tanto piacere e abbiamo ricevuto le linee guida su cui muoverci e su come muoverci in materia di sicurezza pubblica. Ora stiamo cercando, ecco, di prendere padronanza di quella che è la macchina comunale per iniziare la gestione vera e propria dell'ente. Ecco, stiamo cercando di fare una ricognizione di tutta quella che è la pianta organica, di tutta quella che è la situazione economica e finanziaria dell'ente, di tutta quella che è la progettualità in essere. Siamo già nei primi 5 giorni, diciamo, a buon punto, ci stiamo lavorando a capofitto e speriamo di continuare con questi ritmi. Con un'importante manifestazione si aspettava una vittoria così sulla Nicolini, insomma è stata una bella affermazione, inaspettata, di grande notizia internazionale anche. Beh, l'aspettavo sì, perché da 5 anni che sto in mezzo alla gente, ho capito quali sono i problemi e mi sono impegnato per cercarli di risolvere e difatti mi hanno dato fiducia. La vittoria a Lampedusa mia nei confronti della Nicolini è una vittoria di popolo, perché è arrivata anche terza in queste, quindi significa che c'è qualcosa che non ha funzionato nella passata amministrazione. Gli obiettivi della sua sindacatura quali saranno? Aprire le porte del comune alla gente comune, abbassare un pochettino i riflettori sull'isola e cercare di risolvere i problemi che riguardano le persone che vivono a Lampedusa e anche coloro i quali vengono accolti a Lampedusa. Per la seconda volta Santa Margherita del Belice, cosa insolita fino ad ora, ha avuto la riconferma del sindaco uscente. Una bella affermazione, vuol dire che lei ha lavorato bene. Diciamo sì, una grande prova di affetto, di stima e di fiducia da parte dei margheritesi, un risultato certamente che è andato oltre le più rosee aspettative e vuol dire che penso che quando si lavora seriamente nell'interesse della città poi i cittadini ti premiano. Allora io, visto che sono un sindaco che certamente ho avuto questa grande soddisfazione di un'elezione andata, come dicevo, veramente bene, non posso che ringraziare ancora la mia città, ringraziare ancora Santa Margherita ed impegnarmi ancora di più in questi 5 anni. Io ricordo che Santa Margherita, per quel che mi riguarda, è un paese ordinato, è un paese pulito, siamo al 3° posto in Sicilia per raccolta differenziata, sono un sindaco ribelle perché non ho mai consegnato le reti idriche a Girgenti Acque, diciamo che è un paese tosto, un paese che ci crede, dove c'è un bel mondo del volontariato, per tutto ciò ci sprona a continuare a fare bene e a continuare a fare meglio, anche in questo periodo di grande difficoltà economica. Certo, è un segno di riconoscimento. I miei cittadini hanno riconosciuto che i 10 anni della mia amministrazione sono stati all'altezza e si è lavorato bene, quindi c'è stato un periodo che il comune è stato veramente uno dei comuni più interessanti della provincia. Arriviamo in un momento in cui c'è veramente un periodo nero, un periodo di crisi un po' non solo per Comitini ma per tutti i comuni, quindi ci sono delle serie difficoltà per trovare fondi perché questi piccoli comuni vivono molto spesso dai trasferimenti regionali e statali, quindi cercheremo di trovare soluzioni per portare l'immagine e il nome di Comitini a livelli che gli compete.